Anche il mese di maggio sta trascorrendo molto velocemente e dobbiamo dire che in realtà non ha fatto quello per il quale è preposto, ovvero annunciarci come dalle nostre parti in Sicilia l'arrivo dell'estate ormai imminente. Certo, un po' di meriti se li è presi, come dice il vecchio proverbio, cioè che aprile fa i fiori e maggio se li gode, però come tempo ci ha lasciato un po' con l'amaro in bocca. Da noi un po' di vento, un po' di pioggia, al nord Italia addirittura allagamenti. L'altro giorno sono stato a Catania e l'Etna proprio non era mai successo che a metà di maggio a bassissime quote avesse la neve. Però insomma noi imperterriti siamo qua, non piove, non c'è vento, anzi vi teniamo compagnia per un'ora circa, ormai come è tradizione da un decennio, con target sul digitale terrestre, l'LCN 92 in tutta la Sicilia e in parte della Calabria meridionale. Ci vedete naturalmente in prima serata il mercoledì sera e poi negli orari tradizionali delle repliche del nostro programma, che potete vedere anche su YouTube e naturalmente nella finestra dedicata del nostro sito www.televideoagrigento.tv. Insomma, non dovete perdere occasioni, anche perché lo potete fare in qualsiasi ora del giorno o della notte, di seguire il nostro appuntamento, che come al solito vi offre uno spaccato di quello che il nostro territorio offre, delle piccole grandi realtà che spaziano in tutti i campi del nostro essere. E stasera c'è una C di cultura che un po' accomuna tutti, anche se nel presentarli forse potreste vedere che non è così, e poi vi spiegherò il perché i nostri ospiti di questa sera sono accomunati da questa maiuscola C di cultura. Inizio subito allora a presentarvi i miei ospiti. Lui insomma è volto notissimo, non c'è bisogno che dica niente, Enzo Alessi, tra le tante cose è anche il direttore artistico del premio Alessio Di Giovanni. Continuiamo con Lina Urso Gucciardino, è la presidente del Centro Culturale Renato Guttuso di Favara. E poi Filippo Di Francesco è il presidente dell'ADAS, Associazione Donatori Sangue di Agrigento. Continuiamo con Pietro Asaro, è il direttore dell'ente di formazione ERAP. Buonasera. E poi i due atleti, desidererei che il mio cameraman li inquadrasse assieme, sono Sandro Cauchi e Febo Gambacorta, entrambi personal trainer, Sandro anche campione di bodybuilding, Fabio è atleta di bodybuilding e chi non sa che insomma diventerà sicuramente un campione. E sulla buona strada. Perché dicevo la C di cultura? Perché è facile capire il premio Alessio Di Giovanni, il professore Alessi in sé per sé rappresenta la cultura, il centro culturale Guttuso, la cultura della donazione, dell'amare il prossimo con l'ADAS, la cultura della formazione, del lavoro, del creare economia da parte dell'ente di formazione, e la cultura del corpo, dello stare bene non solo fisicamente ma anche mentalmente con il proprio io. E parleremo proprio di queste belle cose in questa ora circa di trasmissione, con la speranza che ci seguite per tutta la durata del nostro appuntamento. C di cultura maiuscola, vado bene, professore Alessi? Lasciamo la C e basta. Maiuscola, minuscola, la cultura o lo è o non lo è. Ecco, non ha bisogno di... Assolutamente. E a proposito, proprio il giorno 31 prossimo scade il termine per presentare gli elaborati per il premio Alessio Di Giovanni. A che edizione siamo, professore? Siamo alla 22esima edizione. Devo sottolineare che il premio ha il concorso per 4 situazioni: c'è la poesia in lingua italiana, poesia in lingua siciliana, racconti in lingua italiana, racconti in lingua siciliana. Poi ci sono 2 commissioni speciali, una che darà i premi speciali e l'altra invece che si occuperà del mondo della scuola. Ne parleremo approfonditamente. E a proposito di scadenze, proprio domenica prossima, il 26 di maggio, c'è il premio Mimosa d'Oro, 29esima edizione mi sembra. Sì, 29esima edizione.
sembrano tante e io quasi quasi mi sembra strano che io ancora insisto con essere praticamente a portare avanti la mimosa, ma sarà forse perché la voglia di fare quasi quasi non mi fa sentire gli acciacchi degli anni e il bisogno di impegno non mi fa sentire la stanchezza. Parleremo di questo importante appuntamento che vede come premiata Claudia Lodesani, che è la presidente di Medici Senza Frontiere Italia. La donazione del sangue, quale miglior gesto per essere altruisti ma nel senso buono, Filippo Di Francesco? Effettivamente è donazione, si parla di donazione, tempi addietro, quando si andava in ospedale c'era bisogno di sangue e c'erano le sanguisughe, diciamo, che erano messe là e volevano essere pagate. Uno pagava e pigliava il sangue, che la povera persona che era là dentro e aveva bisogno di sangue, se non aveva soldi, caro mio, non poteva fare niente. Quindi grazie all'impegno dell'ADAS e delle altre associazioni. Non è l'impegno solo dell'ADAS, di tutti, perché poi... Ma voi fate opera naturalmente di convincimento, opera di cultura. Sì. Noi facciamo ogni anno un concorso, che è il dono del sangue. Ne parliamo dopo, l'importante è che mi devi dire subito una cosa. Ci apprestiamo per l'estate, come al solito c'è sempre quel campanellino d'allarme. Sì, e lì c'è sempre, e quindi anzi ora lo dobbiamo dire più di una volta, ora in questo periodo e poi luglio e agosto, fate in modo di venire a donare perché c'è bisogno molto più sangue. Uno, perché ci sono tutte le persone che lavorano fuori e quindi ritornano nel proprio paese per l'estate, e quindi ci sono migliaia di persone che vengono, e due, perché ci sono molti incidenti, ci sono tante cose, e c'è tanta necessità. E quindi c'è tanta Bene, parleremo necessità delle vostre iniziative e della vostra sensibilizzazione e continuiamo a conoscere i nostri ospiti. Pietro Asaro, la formazione professionale, chiamiamola così, di quella giusta, no? di quella che è una imminenza poi nel mondo del lavoro. Sì, formazione professionale dal 1996, quindi da 23 anni, strettamente legata al lavoro. Poca accademia e molta professionalizzazione. Esigenze del territorio. Ovviamente, legata alle esigenze del territorio, anche perché noi non insistiamo ad Agrigento, a Canicattì, che è comunque la sede centrale. Noi siamo in 25 sedi che toccano 6 province, quindi per ogni provincia le esigenze territoriali e quelli che sono i fabbisogni di mercato. E quindi poi si modella il corso in relazione la creazione di figure professionali, ovviamente repertoriate e normate dalla legge, dal Ministero del Lavoro e delle varie circolari del Ministero del Lavoro e degli assessorati regionali, ma comunque la creazione, diciamo, di queste figure professionali strettamente legate al mondo del lavoro, che finiscono la formazione e un buon 70-80% vanno a lavorare. Bene, se questo viene fatto nell'ultima provincia d'Italia vuol dire che è una bella realtà. Vuol dire che c'è qualcosa di buono. Allora, parleremo, allora magari poi ci attenzioneremo a alcuni corsi particolari che voi curate. E poi i nostri due atleti, dicevamo la cultura del corpo, non solo dal punto di vista fisico, ma anche come essere persona. Sandro? Sì, Nando, buonasera. La cultura, noi promuoviamo il benessere del corpo, l'estetica, partiamo dal presupposto che il corpo è un mondo così affascinante e così da scoprire che a volte si può rimanere allibiti di ciò che il corpo stesso dà. Bisogna fare però comunque un percorso, deve essere seguito. Ecco. A prescindere dal percorso, ci vuole un percorso ben istruito, ben dettagliato, personalizzato ovviamente in base al soggetto, che porta al risultato che il soggetto stesso chiede. Ma partiamo dal fatto che il culturismo, no? Ciò che promuoviamo noi, è appunto la cultura fisica, dare importanza al corpo in maniera non ignorante ma in maniera molto intelligente. Febo, bisogna però volerlo innanzitutto, no? C'è uno che viene da voi in palestra, che si rivolge a voi, deve essere anche convinto di quello che vuole fare. Certo, assolutamente sì, ma come diceva Sandro, noi promuoviamo quello
che va diciamo in media nella popolazione. Noi facciamo agonismo solo per scelta, lo teniamo per noi e per chi si vuole approcciare. Certo. Perché è visto magari come una cosa non salutare, ok, però noi lo promuoviamo in maniera più leggera, più soft. Tutti quelli che vengono in palestra non è che vogliono diventare Schwarzenegger, assolutamente, no? d'accordo. Vogliono stare bene con esattamente, avere un ma armonioso. la maggior parte si approccia a chi ha problemi. Chi ha patologie, chi ha questo tipo di problematiche, certo. E quindi da lì poi magari può nascere qualcosa. Si potrebbe anche diventare campione, no? E poi magari, ma noi siamo partiti con l'idea che Sandro era in sovrappeso e anch'io. Siamo usciti da quella condizione e poi ci siamo appassionati a questo mondo. Bene, parleremo di quelli che sono i percorsi che fate, insomma, di come si approccia anche nell'allenamento, soprattutto anche nell'alimentazione, ma anche nella convinzione psicologica dell'essere atleta. Allora, Lina, parliamo di questa 29esima edizione della Mimosa. Avevo io già annunciato la premiata, la presidente nazionale di Medici Senza Frontiere, quindi ancora una volta avete scelto un impegno molto importante. Sì, ecco. Perché la Mimosa nostra infatti è l'impegno sociale, ed è più che un premio, è la dimostrazione e il riconoscimento a chi effettivamente dedica la propria vita, il proprio impegno, la propria professionalità, le proprie energie per il bene degli altri e antepone proprio il bene degli altri a proprio. Infatti noi l'anno scorso, a proposito parlava di donazione, l'anno scorso noi abbiamo premiato infatti Flavia Petrini, che era dell'Aido, perché abbiamo attenzionato, diciamo, la donazione. Quest'anno l'impegno dell'associazione medico-umanitaria Medici Senza Frontiere, perché è un problema, diciamo, non a parte attuale, ma anche grande e grave, perché assistiamo a tutte queste persone che arrivano anche sui barconi malati. Manca tutto. Ora, Medici Senza Frontiere in tutto il mondo porta la sanità, a volte anche quella più elementare. Ecco, più elementare, e non è un lavoro facile, sia perché rischiano la vita, ma non solo questo, certe volte devono cozzare anche con la burocrazia, con gli stessi... A volte con gli stati autoritari. Eppure loro portano aiuto, lottano. Io infatti spesso dico, è un lavoro, sarà che io, diciamo, conosco tanti medici o familiari medici, ma quello che fanno loro è veramente qualcosa di grande, perché abbandonano la casa, se ne vanno in terre lontane, veramente. Noi ogni anno attenzioniamo qualche impegno sociale, ma mi sento in torto che forse era uno dei primi che dovevamo premiare. Oltre naturalmente al premio alla Presidente, il Centro Guttuso, grazie all'impegno delle scuole, dà anche un impegno materiale, sì. cioè dà dei soldi. Perché la nostra Mimosa è, come dico, riconoscimento a chi veramente opera per il bene degli altri, ma è anche solidarietà, perché anche noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare qualcosa, e infatti promuoviamo una raccolta di fondi che ogni anno diamo all'associazione che attenzioniamo. Quest'anno infatti la raccolta di fondi andrà all'associazione Medici Senza Frontiere. Accanto alla premiata poi ci sono anche i riconoscimenti speciali, che magari sono un po' più attenzionati al territorio siciliano, Sì, e infatti, quelli che stanno più vicino a noi. A seconda, infatti quest'anno abbiamo Claudia Di Stefano, che è la presidente provinciale dell'AISMI, la giornalista Fabiola Foti, la presidente regionale Maramico, Mariella Gattuso, una di atletica leggera, campionessa, e bisogna dire che oltre ad essere campionessa di atletica leggera è una che proprio si impegna totalmente anche per i giovani, non solo successo personale, ma soprattutto esempio per i giovani. E Valentina Dell'Aira, praticamente sono tutte persone che ognuno nel proprio campo, ma non sono
La giornalista non è giornalista perché fa giornalismo, ma si impegna veramente con tutta l'anima a cercare di risolvere i problemi, a presentare la nostra realtà com'è e quindi a lottare affinché questa realtà migliori. C'è qualcuno che non voleva, infatti gli ha fatto trovare 2 teste di agnello mozzate sulla macchina. Vabbè, ma questo è un particolare. È un particolare. Professor Alessio, no? Ma la giornalista Fabiola Foti di Catania, insomma, sì. è E una infatti delle premiate, le persone insomma, che noi premiamo sono praticamente questo. di Esempio, giornalisti attenzionati, tra virgolette, sì, ce ne sono tanti. E tanti imbecilli pure in giro. perché il nostro praticamente fare è questo, fare legalità, fare solidarietà e predicare soprattutto l'amore verso l'altro. 29 anni dicevi che non senti gli acciacchi del tempo, forse perché appunto la Mimosa d'Oro, e il professore Alessi ne sa molto più di me, considerato che insomma per tantissimi anni ne è stato il direttore e anche il promotore, insomma, proprio per questo messaggio che lancia poi ti fa sentire bene, no? Cioè ti fa dimenticare la fatica. Sì, la fatica, gli anni, non me li sento. Sono felice di farlo perché mi piace poter dire anche io, anche se ho la mia età, posso fare qualcosa. Parleremo anche dell'aspetto dello spettacolo che non è indifferente, lo diremo dopo perché volevo continuare su questa scia, cioè del sentirsi bene. Filippo Di Francesco, vero è che insomma il donatore è più quello che riceve che quello che dà? L'amore, l'affetto, il sapere di aver fatto un qualcosa a volte di importantissimo, se non di avere salvato una vita. Sì, ma è la verità, cioè non è una cosa astratta, è una cosa che succede sempre. Perché? Perché chi dà il sangue lo dà perché è una persona che lo regala, lo dà tranquillamente, il sangue non si compra. Quindi chi dà il braccio tranquillamente e non sa chi va a finire però il sangue. La cosa bella è pure questa, perché nessuno può sapere il sangue che ha avuto di chi è, perché oppure da noi succederebbe il finimondo. Se si sapesse che quel sangue di Tizio è andato a finire a Mi piace Caio. anche il vostro spot pubblicitario, non so se è ancora attuale e se va ancora in onda, della tavola imbandita con la sedia vuota. Con la sedia no? vuota, sì. Questo è bellissimo, veramente. Dici, io non lo so Io chi, non lo però so, devo a lui la mia vita. La mia vita. È proprio questo. Cioè, la bellezza sta proprio lì. Soltanto che abbiamo bisogno di molto sangue. Cioè, la cosa è diventata ora un pochettino per noi critica, perché? Perché mentre prima il sangue si raccoglieva a Iosa, ora ci sono poche persone che vengono. E perché questa ritrosia alla Perché donazione? la ritrosia... Che è successo? Io penso con determinate cose, però una che posso dire qual è? Noi facciamo la campagna a scuola. Campagna a scuole significa che ci sono dei medici che vanno nelle scuole, fanno la conferenza e quindi dicono che cosa è il sangue, per che cosa serve, cioè si fa tutto quello là di far sapere ai ragazzi dell'ultimo anno. Poi lì stesso noi ci andiamo con l'autoemoteca e gli facciamo fare, per chi lo vuole fare naturalmente, la prima donazione. Ora poi alla fine di questa prima donazione, questi ragazzi dove li troviamo più? Perché chi va a Palermo, chi va a Catania, chi va a Torino, perché si iscrivono all'università. Quindi già questo lavoro che noi abbiamo fatto nelle classi scolastiche. Cioè, la mancanza di lavoro crea anche una minore donazione, cioè l'emigrazione all'estero, mannaggia. Sì, abbiamo quante guai che fa. Poi parlavi del vostro concorso, il dono del sangue. Naturalmente per far conoscere la donazione, ma anche per premiare chi si impegna. Sì, no? ma noi lo facciamo in tutte le scuole. Quest'anno hanno partecipato 11 scuole di Agrigento e provincia e noi abbiamo premiato 72 alunni, cioè perché ognuno ha fatto un lavoro, fra questi lavori
fra questi lavori poi c'è una commissione che sceglie i migliori, almeno della commissione, e quindi si daranno poi a questi ragazzi che hanno fatto quel lavoro, noi daremo poi, come abbiamo fatto, un premio. E poi sì, abbiamo un premio ma anche per veicolare. Per veicolare, sì, perché gli diamo un attestato, gli diamo c'è tutta una cosa per far sì che... Ma a parte questi due vecchietti, insomma, che non possono più donare il sangue perché... Allora siamo più di... tre vecchietti, non lo so se voi lo avete fatto o se lo... Però pensiamoci, ecco, non lo voglio sapere se avete donato il sangue o se lo donate, se lo donerete, però pensiamoci perché veramente è una cosa importante. Io ho fatto l'associazione all'Aido. Tu hai già sottoscritto la disponibilità, diciamo, anche perché donare il sangue non è che noi ci costa niente, perché i nostri globuli rossi dopo 4 mesi non lo so, muoiono, tanto se ne vanno e se ne formano degli altri, no? Quindi non è... fa bene. Sì, io mi ricordo una volta una ragazza che ha dato, una studentessa che ha dato il sangue, è arrivata a casa, era gioiosa, dice: sai mamma, oggi ho donato il sangue, sa, questo sangue può darsi che una persona che stava per morire con questo sangue è ritornata in vita. Io lancio proprio un appello, prendendo le parole di Di Francesco, a tutti quanti ci ascoltano, magari prima confrontarsi col proprio medico, parlarne, discutere, vi spiegherà che in realtà è una cosa innocua, che non ci procura danno, anzi forse ci fa bene, ci fa rinnovare. Anche perché gli esami che vengono fatti a quel sangue sono esami che noi non faremmo mai. Cioè, salvo se non c'è una qualche cosa, colesterolo, trigliceri, vabbè, cose normali. Ma noi parliamo di sifilide, parliamo di HIV, cioè tutta una serie, tutte queste di cose devono fare, deve essere, e quindi si fanno tutte queste analisi che se uno li vorrebbe fare, ci vorrebbero centinaia di euro per potersele fare. Bene, proseguiamo. Allora, dicevo poco fa con Pietro Asaro, nel senso che il corso di formazione professionale per le figure che deve andare a creare è legato al territorio, a quelle che sono le offerte. Quindi voi fate una specie di indagine di mercato prima, allora? Sicuramente facciamo un'indagine di mercato nei vari paesi, nei vari territori e per le province dove lavoriamo, per andare a vedere le richieste che ci provengono dalle aziende e dal mercato, e poi lì subito urgentemente ci facciamo autorizzare dalla Regione Sicilia, in questo caso, i corsi che quel territorio ha bisogno. Questo per evitare l'inflazione di figure professionali che spesso sono state fatte negli anni e che sono servite solo per un attestificio o un diplomificio inutile fine a se stesso. Forse perché venivano finanziati dalla regione, quindi ma noi non siamo di quel mondo. Che magari avevano anche l'incentivo orario, no? Esatto, e non apparteniamo a quel mondo, prova ne sia che chi viene da noi. Questi sono i corsi, si chiamano autofinanziati. Autofinanziati, quindi a maggior ragione chi viene da noi il corso lo paga e quindi non ha tutti gli interessi perché venga formato bene e soprattutto quel corso di formazione che faccia si leghi strettamente al mondo del lavoro. Quindi, quali sono le figure che per il momento potrebbero e che vanno addirittura bene? Sicuramente le figure quelle, diciamo, sanitarie, OSA, OSS, credo che siano per la maggiore. Allora, c'è tuttora una immane richiesta di mercato. Le dirò di più che un buon 90% di queste figure che noi creiamo trovano subito lavoro. Purtroppo, ahimè, non in Sicilia. In Sicilia trovano lavoro un 10-20%, l'altro 80% se vuole lavorare addirittura siamo noi che facciamo l'ufficio di collocamento. Non trovano lavoro perché? Perché non si nel senso che allora no, ci sono dei blocchi a livello di concorsi pubblici qua in Sicilia, ma la Sicilia lasciamo perdere, la Repubblica a sé, in tutti i sensi. Quindi tant'è che se tutte le ASP in questo momento facessero i concorsi per i posti che in realtà mancano, ci sono lo dicono tutti che mancano io parlo di pubblico, in Sicilia per 37 presidi ospedalieri, 37, mancano circa 9.000-10.000 ausiliari o cosiddetti OS. Parlo di concorsi pubblici in Sicilia, cosa che le ASP da oltre 20 anni non fanno. Invece al nord c'è l'altro fenomeno, che le ASP non hanno fatto i concorsi, ma hanno esternalizzato i servizi a cooperative esterne,
e comunque non hanno formato precariato o alimentato il precariato, tant'è che chi entra con le cooperative, io ne ho mandati già molti dal 2014, nel caso in cui la cooperativa perdesse l'appalto, chi subentra è obbligato a prendersi quelle di prima, quindi si alimenta comunque un percorso a tempo determinato, seppur con delle cooperative che servono a sua volta le ASP. Quindi sostanzialmente lì è il problema, che qui ancora le ASP continuano ancora da oltre 20 anni a non bandire concorsi per quanto riguarda questa figura professionale. Però ricollegandomi alla sua domanda, non è solo la figura dell'operatore sociosanitario degli OSA che va forte, ma abbiamo molte richieste di mercato, pensi un po' nel campo dell'agricoltura, anche se in maniera minore c'è un 10-20% dei giovani che ha scommesso sulla terra rimanendo in Sicilia, quindi abbiamo visto creare un mare di agriturismi, di aziende agricole spesso specializzate in tipologie di colture che qui 10 anni fa non erano impensabili, anche perché l'agricoltore di ora è molto preparato, non è quello di 20 anni fa. Quindi c'è una leva generazionale di ragazzi di 25-40 anni che non solo si formano bene, fanno il corso di capo azienda, tutto quello che serve per aprire aziende agricole, ma hanno una conoscenza vera di quello che è la cultura, quindi sembrano degli agronomi. Cioè hanno una cultura, una preparazione tecnica che non avevano gli agricoltori di 20 anni fa. E il suo ente, come dicevamo, cerca di essere presente nel territorio, ci riesce, però se dovesse fare una statistica, senza insomma, magari autoincensarsi, no, ma nella realtà dei fatti, il foglio di carta che rilascia lei me lo metto sulla scrivania o vado subito nel mondo del lavoro? Va subito nel mondo del lavoro, proprio perché lei ha scelto una figura professionale che è legata al mondo del lavoro. Ci siamo, tranne che dopo che si è formato per quella figura professionale lo cerca nel mercato che è strettamente siciliano. Però alcune figure, ripeto, le trovo subito qui in Sicilia, alcune purtroppo, dico purtroppo, deve emigrare. Ma lì si aprirebbe ma non è soltanto di questo, l'emigrazione purtroppo è anche per chi ha la laurea, per chi ha 2 lauree. Da mettere in conto che noi non siamo il classico ente di formazione, a prescindere che abbiamo 25 sedi in 4 province, compresa ora anche Palermo e Catania, quindi siamo in 6 province, ma noi abbiamo un'offerta vastissima che non è solo il corso di formazione regionale, ma noi parliamo di lauree telematiche, diplomi, siamo collegati con 21 scuole paritarie, master, corsi di formazione di primo livello e secondo livello. Un'ampia, anzi ampissima offerta. È brutto il termine, che qualcuno potrebbe storcere il naso, il nostro è un supermercato della formazione, si trova di tutto. Nel senso buono però, nel senso che uno entra e riesce a trovare quelle che sono le sue esigenze, ci mancherebbe. Noi con le scuole paritarie ora a giugno portiamo agli esami 450 persone in 21 indirizzi diversi. Addirittura abbiamo alcuni indirizzi che qui ad Agrigento non si trovano o nella provincia di Agrigento. Parliamo di paritari, quindi li portiamo in altre province, riusciamo a dare un'offerta vastissima. Questo vale sia per la provincia di Agrigento e viceversa per la provincia di Ragusa o di Caltanissetta o di Enna. Ci apprestiamo all'estate, poi voglio fare una domanda estiva e poi le spiego il perché. Ritorniamo ai nostri carissimi personal trainer e ai nostri cultori del corpo. Sandro, com'è che tu ti sei approcciato a sta cosa? Cioè, come hai iniziato? Così, sei andato in palestra, ti sei svegliato una mattina e dici voglio diventare campione? Qual è stato il tuo percorso? No, diciamo che la mia storia è un po' particolare perché nasco sportivo amatoriale da piccolo, perché in età molto piccola, 10-12 anni, mi approcciavo al mondo della corsa, infatti ho praticato per breve tempo lo sport del 100-metrista. Per breve tempo, poi per questioni oculistiche non l'ho più potuta praticare perché avendo gli occhiali certi sprint fisici non mi permettevano di rimanere concentrato. Io iniziai ad approcciarmi nel mondo del fitness, perché non lo chiamo bodybuilding, perché non essendo in questo mondo la parola bodybuilding è pesante, è brutta, perché purtroppo sponsorizzata, pubblicizzata dall'estremismo, no? Questi grandi campioni mondiali. Infatti si sente sempre, insomma, che fa queste cose. Sì, questi grandi campioni mondiali, persone di 100, 120, 140 kg, quindi andiamo fuori dalla norma. Andiamo fuori dalla legge fisica umana, della propria Noi fisiologia. parliamo di fitness e di benessere del corpo. Noi parliamo di benessere psicofisico.
chiamiamolo così. Perché psicofisico? Il benessere parte innanzitutto dalla testa. Sì. Il benessere deve essere mentale. Se noi stiamo bene con la testa, possiamo star bene col corpo. Perché dico questo? Io e anche il mio socio abbiamo appunto una palestra. Poco fa si parlava di supermercati e io arrogantemente voglio dire noi abbiamo il supermercato del benessere. Coniamo anche questo termine. Perché dico questo? Perché dico questo? Noi siamo atleti, no? Siamo atleti, siamo trainer. Io più che chiamare trainer noi ci vorremmo chiamare assistenti. Perché quando un cliente, no, di qualsiasi tipo viene da noi, viene come inesperto, viene inesperto a prescindere da tutto. Inesperto, si fida di voi, si affida anzi a voi. Si affida a noi e purtroppo nel nostro mondo così facilmente aperto a livello lavorativo è facile, diciamo, ingannare la persona. Perché vuoi non vuoi il nostro lavoro è molto complicato. Il nostro lavoro, per fare il nostro lavoro serve una serie di nozioni, a volte mediche, a volte ortopediche, anatomiche, fisiologiche e anche nutrizionali. Noi fortunatamente io e il mio socio ci siamo avvolti di un'equipe molto importante. Ti facciamo parlare anche il tuo socio allora. Sì. Fermo, diciamo che la tua palestra, la vostra palestra offre un indirizzo per l'alimentazione, un indirizzo per la cura del corpo, un indirizzo per star bene fisicamente. Allacciandomi al discorso del signor Asaro poco fa, noi siamo quel 10% di giovani che abbiamo investito sulla nostra terra, anche perché qua c'è poca cultura a riguardo, parlo nel nostro settore. Quindi noi studiando, facendo esperienza, abbracciandoci, circondandoci di persone abbastanza professionali e competenti, cresciamo anche noi. Sì. Sono delle consulenze che naturalmente esattamente, specifiche. quindi siamo affiancati da medici ortopedici, analista, da biologi nutrizionisti, certo. Anche la nostra squadra è composta da persone laureate in scienze motorie, quali le nostre istruttrici, anche noi stessi abbiamo dei titoli che continuiamo sempre a aggiornare. Offrite, diciamo, un prodotto di qualità. Esattamente, perché è quello che dobbiamo far capire, ci deve essere professionalità e qualità. Ma tu sei sempre stato così massiccio, no? No, il mio percorso viene da problemi. Da piccolo ero abbastanza in sovrappeso, si parlava di 13-14 anni di età, poi come con il fenomeno del bullismo, queste cose qua, ho avuto dei problemi di depressione, sono entrato in anoressia e io ringrazio lo sport che faccio, sono riuscito a riprendermi da quello. È dovuto a questo che dicevamo prima, è dovuto, non solo il muscolo del corpo, no, assolutamente, psicologicamente io sto bene grazie allo sport. Quindi che faccio hai avuto, e lo cerco di trasmettere, assolutamente sì, nel rapporto con gli altri. E lo promuovo per questo, perché in primis io vengo da questo. Possiamo dire allora che l'aspetto fisico, che il bicipite, il quadricipite arriva per ultimo, Sandro? Sì, arriva l'ultimo stadio è quello poi di essere. Sì, l'ultimo stadio massiccio, appunto è quello fisico. Io racconto in breve la mia storia, no, che poc'anzi l'avevo citata. Il mio socio ha avuto questo problema, perché io dico che per essere insegnanti si deve essere prima dei bravissimi studenti, certo. Per come la vedo io. Io iniziai il mio percorso nel mondo del fitness all'età di 17 anni, 18 anni, infatti è 10 anni che lavoro nel mondo delle palestre, ne ho quasi 28, e io iniziai dove avevo una leggera fase di obesità. La fase di obesità è... mi stringo la pancia, io continua pure. La fase di obesità è un problema, una patologia, perché purtroppo diventa una patologia molto molto psicologica, perché purtroppo infatti chi è obeso si chiude in se stessi, non si approccia al prossimo. Io fortunatamente, partiamo così, non ero in uno stato avanzato, quindi non mi chiudevo in me stesso. Però non ti sentivi bene? Non mi sentivo bene, e dico la verità che da piccolo non riuscivo ad approcciarmi bene con le persone, con le ragazze anche, non mi vergogno a dirlo. Ora io iniziai appunto 10 anni fa, dove lavoravo in spiaggia e c'era questo mio collega scolpito, definito, magro, scolpito, definito, e lui mi prendeva in giro, no? Perché avevo questa pancia, quindi non mi toglievo la maglietta in spiaggia.
Ti vergognavi? Mi vergognavo, sì, mi imbarazzavo. Lì c'è stato da parte mia un input dove iniziai un percorso tra me e me. Iniziai un percorso tra me e me e mi ritrovai a poter dare una mano a chi avesse difficoltà. Perché io quando iniziai questo lavoro lo iniziai per far sì che le persone provano veramente a cambiare, a credere molto in se stessi, perché l'estetica a volte... No, l'estetica è un elemento importante. L'estetica è vista male purtroppo a causa di questo narcisismo generico. L'estetica è importante, specialmente al giorno d'oggi. Però certo, la sostanza è quella che conta, però il primo approccio, se tu vedi una bella figura e ne vedi un'altra, guardi quella bella, non guardi quella brutta. Parliamoci chiaro. Sì, perfetto. Infatti io dico, a prescindere dalla cultura, no, che quella è la cosa, diciamo, basilare secondo me. Però l'estetica, quel piacersi quando ci si guarda allo specchio, riesce a darti quella marcia in più, qualsiasi sia il contesto che poi... forza poi qualsiasi sia il contesto che poi vai ad affrontare, che ti appartengono, riesci a dire la tua. Bene, bravi, mi fa piacere. Professor Alessi, vedo che tu, diciamo, facevi sì così, ma non mi sembri palestrato, però annuivi sicuramente nel discorso di dire che tutto parte dalla nostra testa. È indubbio che tutto parte dalla nostra testa e il lavoro che fanno loro, da quello che ho potuto capire, è un lavoro serio, perché bisogna innanzitutto fare in maniera che il corpo risponda alla testa e allora si cammina in una certa maniera. È un buon lavoro e poi vedi c'è varia umanità e questa varia umanità andrebbe colta, seguita. Gli enti pubblici dovrebbero far questo. A volte vedo che in certi comuni ora si parla di mettere qualche nuovo assessore. Il problema non è di mettere nuovi assessori, ma di focalizzare delle cose e degli assessorati in maniera tale che si valorizzino delle domande che vengono dalla gente. A volte non è così e lo dico con grande amarezza questo. A volte è tutto un litigare continuo per certi principi e la gente dice ma mia, sti cosi. Questo è il problema di fondo. Ritorniamo ad Alessio Di Giovanni, dicevi giorno 31 scade la presentazione, ma l'Accademia Teatrale di Sicilia non è solo Alessio Di Giovanni, naturalmente. Non è solo Alessio Di Giovanni, non è stata solo Alessio Di Giovanni. Negli ultimi tempi si caratterizza di più dandosi le attività culturali, presentazione di libri, incontri culturali. A scuola, per esempio, portiamo avanti dei progetti e sulla legalità, ma anche sul recupero della lingua siciliana. Vedi, la regione siciliana partì benissimo, fece addirittura una legge per il dialetto, ma poi tutto si è fermato. Nell'attuazione pratica nelle scuole tutto si è fermato. Io invece ho avuto modo di poter fare attività di progetto perché lo scientifico Leonardo di Agrigento, per volontà della sua presidenza Ierna, ma tutto un gruppo docente, hanno deciso che si doveva fare invece un recupero. E io credo che il miglior recupero è quello di guardare gli autori del tuo territorio. E qui c'è Pirandello, qui c'è Alessio Di Giovanni. E allora con Pirandello abbiamo fatto il recupero delle 9 maschere della tradizione popolare siciliana. Queste 9 maschere Pirandello te le presenta nella commedia Capridazzo paga tutto. E questo recupero ha molto intrigato i ragazzi, li ha entusiasmati. Già hanno fatto la loro esibizione al Teatro Pirandello il 2 di maggio, ora la faranno di nuovo, dopo che ne hanno fatto un'altra per il concorso Uno Nessuno e 100.000, ne faranno un altro per la giornata della Dante Alighieri, che si svolgerà il 29 di questo mese di maggio alle ore 17 in poi presso il Caffè Letterario al Caos. E lì ancora una volta questi giovani dimostreranno di aver recepito il valore di un messaggio pirandelliano, che è quello, non è tanto la maschera in sé, ogni maschera è un carattere. E noi sappiamo che in letteratura il primo a tracciare i caratteri fu Dante Alighieri, poi arriviamo mano a mano ad altri autori, un altro punto fondamentale per la nostra letteratura è Manzoni, e poi la sicilianità che invece ti offre tante maschere come tanti caratteri e tanti modi di essere. Ma tante offerte, professore, hanno poi anche una recettività.
Cioè, c'è chi legge, c'è chi acquista libri, c'è chi... insomma... Guarda, negli incontri culturali che io spesso vengo chiamato anche per coordinarli, devo dare atto che i libri di autori contemporanei vengono acquistati, non in grande maniera, ma vengono acquistati, si legge, e questa è una cosa molto positiva. Vedi, io l'ho vissuto e col premio Alessio Giovanni e col premio Buttitta, al quale ho collaborato per tanti anni. C'è la necessità di far leggere la gente. Vedo che molti scrivono e fanno bene, perché fanno una cosa positiva, ci vuole altro, però a volte prima di mettersi a scrivere bisognerebbe un po' leggere di più. Questo è uno sforzo che ognuno dovrebbe fare. E allora il premio Alessio Giovanni, che come ogni anno poi si svolgerà nella prima decade di settembre, appena si chiude il concorso, quindi i primi di giugno, subito si assegneranno le poesie ai giurati e loro piglieranno le loro decisioni autonomamente. E questa è una cosa molto bella. Io guarda, per caso vedo qui che sono nel settore scuola. Sì. Cose che capitano. È un po' che capita. Cose che capitano. Meno male non è il settore Cannoli che non ci posso più avvicinare. Il settore scuola però dobbiamo stare attenti come ci muoviamo. Basta che tu non controlli un alunno e ti viene una mazzata. Ma io per questo dico che in ogni scuola hanno fatto bene gli studenti a leggere articoli della Costituzione italiana. Per favore, cominciamo tutti a usare un'arma terribile che è la Costituzione italiana. Con il prossimo formazione credo che sia obbligatorio. Rimettiamocela hanno di nuovo. Hanno rimesso in moto le ore di educazione civica. E la Costituzione, rimettiamocela di nuovo in mano, perché francamente c'è gente che magari va a fare una grande carica e la Costituzione, i 139 articoli, non li ha ancora guardati. A proposito di scuola, una battuta su questa professoressa che è stata bacchettata. Ha tutta la mia solidarietà. Questa insegnante applicava semplicemente quello che avviene ogni giorno in tantissime scuole. La capacità degli alunni di ricercare, di elaborare, di mettere assieme, di criticare, di pensare, poi l'insegnante interviene. E perché quella altra insegnante di Catania 2 giorni di sospensione perché leggeva Anna Franchi in classe? Stiamo impazzendo, ma dove stiamo finendo? È una cosa grave tutto questo, grave. Quindi io dico che bisogna cominciare a combattere le intelligenze, gli operatori culturali, per dire no, attenzione, la scuola è una cosa seria, non cerchiamola dentro di andare a fare pure certi rumori assurdi, perché poi loro stessi si sono accorti, ora in questa data del 23 in cui si celebrerà Falcone, la moglie, la scorta, so che alcuni ministri vogliono incontrare l'insegnante. Beh, se volessero una resipiscenza, un atto di condizione lo facciano pure, ma intanto sospendano quella decisione di 15 giorni che non hanno preso i ministri. A volte ci sono anche servisciocchi in giro e quindi cerchino di dare giustizia a questo insegnante e lasciano in libertà la scuola di pensare ognuno diversamente, ma quella è democrazia. Bene, grazie di questo contributo, professor Alessi. Ritorniamo al premio Mimosa, abbiamo parlato del premio, abbiamo parlato dei riconoscimenti speciali, però durante la manifestazione di domenica 26 maggio c'è anche un ampio spazio dedicato alla musica, dedicato insomma a quelle che sono le piccole grandi realtà del territorio e all'ospite, al testimonial d'eccezione, insomma, che fa un po' la differenza. Sì. Lina? Sì, noi parliamo infatti della Mimosa come una manifestazione forte, importante, che è praticamente l'impegno sociale, il riconoscimento, e quindi è un momento di riflessione, un momento in cui tutti effettivamente penseremo e proveremo gratitudine verso queste persone che dedicano la loro vita per gli altri. Però noi dobbiamo anche dire che la vita è qualcosa di bello e che tutto viene fatto se viene fatto con gioia. E quindi anche i momenti... Viene fatto meglio sicuramente. Sì, i momenti belli, perché la musica
anche la musica addolcisce l'anima. Può sembrare che noi diciamo la canzonetta, no, non è così, perché la musica parla al nostro cuore, parla ai nostri sentimenti, e quindi abbiamo questi momenti che sono curati dall'Accademia Palladium, dall'Accademia Le Muse, e avremo anche il nostro cantautore Lillo Puccio. Vedremo i ragazzi, cioè, che si cimenteranno in un'attività, diciamo, quale può essere il canto, qualcosa di sano, qualcosa di bello, qualcosa che ci fa sognare. E in ultimo avremo Albano, la storia, diciamo, della musica italiana. Il testimonial della Mimosa d'Oro 2019 è proprio lui, Albano Carrisi, che sarà al Pirantello, non proprio per un vero e proprio concerto, Sì, insomma, ma per quello che rappresenta lui, insomma. Appunto, il cantante per eccellenza, ecco. Perché Scusate un inciso, Sì. in questi giorni avevo bisogno del mio negoziante una bottiglia di vino Sì. e me la portò. Quant'è? Dice, ma un 10 euro, ma tu si fogge? Dico. No, c'è Albano Carrisi. C'è una bella tenuta agricola. E infatti qualcuno mi ha proposto, dice, che fa? Lo posso portare una bottiglia di vino, me la faccio firmare, sai, una cosa importante. Per dire, la venuta di Albano a qualcosa, diciamo, che è un po' messo un po' di fermento ad Agrigento, e questo mi fa piacere, perché in un momento così che stiamo attraversando, così pesante in tutti i campi, sentire che la gente magari ha voglia di un po' rilassarsi, di gioire, mi fa piacere. E dico, il Centro Guttuso, che si occupa da tantissimi anni di quello che è l'ambiente nostro, dico, è bello, fa qualcosa di buono, fa qualcosa di buono in tutti i sensi, come solidarietà, come legalità. Infatti proprio in questi giorni ci siamo occupati anche di legalità e abbiamo promosso un corso di pittura per il carcere. Quindi, sì. È venuto proprio a parlare il maestro Vincenzo Patti. E continueremo con uno spettacolo teatrale al carcere, e quindi questo voglio dire, noi diamo alla gente la possibilità di dare, di riflettere e di sognare con la musica. E quindi, diciamo, la parte quella importante del riconoscimento, della valorizzazione di queste donne importanti, in un momento anche allegro e di svago, perché no? Perché l'abbiamo forse bisogno più di ogni altra cosa. Ritorniamo ai nostri donatori di sangue, dicevamo la carenza, la necessità e il bisogno di aiuto. Adesso andiamo incontro all'estate, Filippo Di Francesco, che dobbiamo fare? Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo bussare porta a porta, che dobbiamo fare? Ma io penso che ne dovremmo sempre parlare con persone, per esempio, che non sanno niente di sangue, cioè dici, vabbè, ma io vado all'ospedale, ma invece non è così. Non è così, perché non si può fare in questa maniera. Cioè, il sangue è uno per ognuno di noi. Non è che il sangue si può fare come si faceva, come è stato anni fa, mi pare, o 8 anni fa, 9 anni fa, che avevano detto che i giapponesi tentare di fare il sangue artificiale, avevano fatto il sangue artificiale. Invece no. Tanto che è una cosa che è caduta subito, immediatamente, perché non è possibile. Però il sangue oggi è dato pure come come dire, come un fatto importante, come una pillola, diciamo. Ecco, perché il sangue serve per levare tante cose. Ci sono i ricettori, quelli, diciamo, ciclici, no? Per esempio chi ha l'anemia mediterranea ha bisogno di avere delle trasfusioni. Almeno ogni 20 giorni devono fare la trasfusione, perché oppure passano guai. Quindi non è deve fare un'operazione importante, ha bisogno di avere subito la sacca pronta in caso di necessità. Sì, quando si fa un intervento, naturalmente dentro ci sono pure le sacche di sangue, perché c'è bisogno pronte per poter fare. Come diceva all'inizio, parlatene col vostro medico, con gli amici che magari sono già donatori, vedrete che è veramente una cosa che
che aiuterà gli altri ci farà sentire bene noi stessi. Sì, perché dico, come ho detto poc'anzi, certe analisi non li faremmo mai noi. Ci serve anche come per prevenire. Come ecco, prevenire, quindi fare nel uno momento screening nostro. nel momento in cui uno quindi dona il sangue, poi si vede arrivare a casa tutto ciò, Tutto il risultato, il referto di quello là che c'era nel sangue. Dicevo poco fa con Pietro Asaro del discorso dell'estate, dice che c'entra? C'entra perché venendo qua sentivo alla radio della partenza della stagione estiva, si diceva che magari le grandi navi da crociera cercano personale, cercano animatori, i grandi complessi alberghieri e resort magari cercano chi è che fa l'animatore o chi fa l'addetto ai bagnanti, insomma queste cose potrebbero essere anche oggetto di una formazione professionale o già lo sono? Allora, già lo sono anche perché la genesi di quando noi iniziamo a fare formazione nel 96 nasce proprio dal fatto perché 3 anni prima, nel 93, io avevo fondato Mondo Vacanze, un grosso tour operator oggi che forniva e fornisce tuttora ogni estate circa 30-40 strutture e forniamo gli stagionali, i cosiddetti animatori turistici. Quindi in quel lasso di tempo che è andato dal 93 al 96, in quegli 3 anni li abbiamo formati, però tra virgolette non avevano una carta legale, una qualifica professionale regolarmente valida ai sensi della legge nazionale 84578. E quindi l'esigenza era di dare una qualifica legale a questi animatori turistici che li formavamo e comunque andavano a lavorare, e quindi uno dei motivi perché nacque l'ente regionale del addestramento professionale nel 96 fu proprio questo motivo, cioè di dare non solo una preparazione vera nei villaggi turistici nel periodo marzo-aprile, ma poi supportata anche da una carta legale, normativa, certo. Ci siamo. E quindi in effetti i primi corsi che facemmo nel 96, guarda caso, sono stati quelli per animatore turistico. Tuttora li continuiamo a fare, anche perché poi certi corsi li facciamo in Calabria, in altre regioni, perché l'utenza, più che utenza, diciamo i ragazzi, quelli che vanno a fare gli stagionali sono di varie regioni, anche perché noi forniamo... E poi mi consenta, è anche bello, no? Cioè, sì. Uno se ne va nei posti bellissimi, negli che alberghi più belli. Mondo Vacanze nasce perché io sono stato dall'88 al 93 capovillaggio. Ah, ecco. Sei partito proprio Io sono stato capovillaggio, quindi tutto direttamente sul campo di battaglia. Quello che può pensare di cabaret, musical, erano altri tempi. Quindi noi siamo stati la vera palestra di quello che poi è stato il lavoro nelle TV locali, anche perché le faccio notare una cosa: tutto quello che sono i programmi degli anni 90 in poi, sì. Il caso più eclatante è Fiorello, certo, ma tutto certo. quello che è stato lo spettacolo nelle TV nazionali, i fornitori ufficiali erano i villaggi turistici. I fornitori ufficiali di tutti quelli la che vera palestra, TV, insomma, la vera palestra delle TV sono stati i villaggi turistici. Ora non mi metto qui ad elencare le centinaia di persone che lavoravano nei villaggi turistici e ora lavorano nelle TV, ma i casi più eclatanti, Fiorello, Paolo Bonolis, qua parliamo di persone che lavoravano, Magalli non, perché questi sono ex capovillaggi degli anni 80-90. Io l'ho fatto dall'87 al 93 il capovillaggio, ci siamo, anche perché c'era un altro fisico. Devo fare un rilievo: io sono stato per 30 anni come questi ragazzi, io dal 77 al 2007, quindi inizio a 7 anni, pratico arti marziali. Nel 77 per vari motivi. Scusa, ma non si vede però adesso. Per vari motivi. Io chiudo e gonfio 25 kg dal 2007 ad oggi. Quindi ho fatto l'azione immersa di questi ragazzi. Bene, a proposito di questi ragazzi, Sandro, so che avete adesso un importante appuntamento, cioè, poco fa parlavamo innanzitutto che alla base ci sta il benessere personale dal punto di vista fisico, dal punto di vista psicologico, del rapportarsi e raffrontarsi con gli altri. Voi però poi fate un gradino in più, no? E diventate competitivi, ecco. Sì, noi diciamo siamo l'altra faccia della moneta del mondo delle palestre, perché diciamo esiste il mondo della palestra e poi esiste il mondo dell'agonismo. È come in tutti gli sport, no? Sì, cioè, chi fa la bicicletta il nostro, in forma, per chi lo fa poi percorrere. La nostra tipologia di sport è un po' diversa dalle altre, perché noi ci differenziamo al fatto
appunto noi dobbiamo mostrare non una performance fisica, non dobbiamo fare un gesto agonistico atletico. Cioè non devi correre o sollevare un peso. Sì, noi dobbiamo mostrare quello che abbiamo, quello che Madre Natura ci ha dato. Quindi infatti molto diciamo dalla genetica, la genetica, anche se dietro c'è un duro lavoro. Io da agonista, Faccio atleta, vedere la mia foto del 1978. Vero. Poi te la faccio Io vedere. ce l'ho. Abbi pietà. No. Poi te la faccio vedere. io da atleta agonista posso dire che una preparazione per una gara più è alto il livello, più diventa difficile, perché non è tanto il fatto dell'allenamento, si è atleti allenandosi eccetera, però noi dobbiamo essere molto forti in piano alimentare, perché in vista di una gara il piano alimentare diventa molto stretto, estremo e abbastanza tosto. Febbo, ci sono dei sacrifici da fare allora, come in tutti i campi naturalmente. Assolutamente sì, è lì che esce la vera potenzialità dell'atleta o del campione, quando si devono fare sacrifici, perché tutti già con un imprevisto, un problema, è facile dire non lo posso fare perché lavoro, perché sì, che ci può stare, ma anch'io lavoro 12 ore al giorno e trovo il tempo per allenarmi e prepararmi per andare a fare una competizione. Lì nasce chi veramente può fare, è portato a fare il campione, o chi rimarrà sempre ad allenarsi tranquillamente. Facciamo un passo indietro, quando una persona si presenta nella vostra palestra, cos'è? Ci fate un colloquio naturalmente, no? Sì, chiedete sì, che dipende, cosa vuole, ma perché è venuto lì, Esattamente. quali sono le sue aspettative. Esattamente, dipende di cosa hanno bisogno. Noi offriamo tutto, ripeto, dall'agonismo che come posso dire, lo promuoviamo come ultima carta, perché carta, ripeto, certo. sono molti i sacrifici da fare, ma più che altro a livello ci interessa a livello terapeutico e salutare, quello che è salutare. Tutti maschietti o c'è qualche No, altro? la maggior parte anche donne, Ah, sì? si stanno approcciando anche donne perché capiscono per tonificare, avere un corpo più tonico e per dimagrire bisogna comunque sia praticare lo sport. Sandro, corpo tonico o anche atleta vero e proprio, cioè maschiaccio tra virgolette? Allora io per la donna consiglio un corpo Qualcuno tonico, telefona. un corpo telefono tonico. acceso? No? Sì, no, vabbè, andiamo avanti. Appunto per la donna Continua. Per la donna consiglio un corpo tonico. Noi strategicamente, no? Perché voi non vuoi nelle province, o per meglio dire qui in Sicilia, il mondo del fitness nel panorama femminile è un po' più giù. È un po' più giù perché in genere nelle palestre, come si sa, si approccia l'uomo, il classico palestrato tutto muscoli senza cervello. Invece fortunatamente noi abbiamo gettato una strategia quando aprimmo la nostra Cultural Body, Anche appunto per il oggi femminile. abbiamo fatto un anno. Abbiamo tenuto a battesimo allora. Sì. Noi Anniversario. abbiamo messo a disposizione nella nostra sala pesi, nel nostro diciamo campo d'accoglimento e di preparazione, 2 donne. Noi abbiamo 2 ragazze, fitness molto belle esteticamente, dove Cioè, una ragazza è che preparata. proprio l'altra ragazza si sente più a suo agio. Sì, per far sì che la donna non abbia quell'imbarazzo nell'approcciarsi. Infatti, Ritorniamo a Rimini allora. Sì. Che cosa andrete a fare a Rimini, Sandro? a Rimini gareggerò solo io, perché il mio socio è in vista di un'altra preparazione, nei periodi invernali. Io a Rimini farò 2 gare. Rimini la Panatta Cup, che viene organizzata da questa federazione, la IFBB, tra la più importante al mondo. E ci sarà il giorno 31 maggio, farò la Panatta Cup, che è una gara di livello nazionale, e l'indomani la Panatta World Cup, che è una gara internazionale tra le più importanti in Europa. Sandro, io non vorrei metterti in imbarazzo, Sì. però non lo so, possiamo... come sei sotto? Dico, sotto la tuta come sei? Sei presentabile, dico, questo voglio dire. Sì, sei siamo in vista pre-gara, sì, siamo abbastanza in condizione. No, certo. non dico le condizioni dei tuoi muscoli, le condizioni dico, c'hai un costumino, cos'hai? No, non ho un costumino, ho una maglietta che posso benissimo Possiamo- togliere.
Cosa Febo, sì, dimmi, sì. può fare vedere qualche posa che potrà portare e la condizione fisica. Però a dorso nudo lo vogliamo. Assolutamente sì, io sono d'accordo. Signora Guicciardino, possiamo? Dico... Sì, figurati. Allora, ci Anche vuoi regalare una pantaloni, cosa? se Allora, per questo. allora mentre Sandro viene qui al centro, Febo magari ci dice che cosa fa, ecco, come si chiama questa posizione, oppure, vedi un po', insomma, raccordatevi tra di voi e così vediamo anche questo lavoro, mannaggia, non ti guardo perché mi viene un po' più qui al centro, ecco qua, Arturo, siamo pronti per seguirlo, ecco qua, vedete che cosa vedono? I muscoli, insomma, scolpiti. Esattamente, farà una posa di schiena magari davanti alla telecamera. Non si sente, o deve parlare lui, parlare. Oppure no, puoi prendere anche il microfono, dai, facciamo così. Prima annunci quello che devi fare, qua nel mezzo sempre, siamo tutti in diretta, qua nel centro. Ma col microfono ecco. Non si vede. No, prima spiega quello che farà sì, e poi... Noi atleti, quando ci presentiamo sul palco, presentiamo delle pose, no? Dove evidenziamo al massimo la nostra condizione fisica, simmetria muscolare, la nostra massima estetica, con delle pose tecnicamente da fare. Che mettono in risalto tutti i muscoli, pettorali, la bella tartaruga, quadricipiti, no, tutto quello che... Sì, mostro qualcosa, c'è da vedere. Il mio socio... Va bene, allora, qua vai al centro, Sandro. Spiego un po'. Ecco, che facciamo adesso, Febo? Fammi una posa, Sandro. Una posa. Io vi spiego quale. Allora, inizia il percorso che dobbiamo fare con le varie pose. Vi sta facendo un doppio bicipite praticamente, si risalta le braccia, il dorso, l'addome, il petto, quasi tutto, la parte frontale del corpo. Si espande il torace mostrando il muscolo dorsale posteriore, però lui è di fronte messo. Sempre per la definizione, la simmetria. Questo è tutto l'addome. Che bella tartaruga. Complimenti. Ok. E di schiena. Di schiena. Abbiamo una foto di schiena. Ecco qua, tutta la scolpitura. E vi fa vedere lo spessore della schiena, i muscoli dorsali. Come vedete si vedono tutti i dettagli dei vari muscoli, deltoidi, i trapezi. Praticamente è uno sport estetico dove si espone l'estremo della definizione muscolare. Naturalmente il giudice andrà a controllare il volume del la muscolo, la proporzione e la definizione del grasso. Per essere così non obbligatoriamente bisogna essere alti 2 metri. Assolutamente no, lui si confronta con atleti. L'altezza si incide, no? Non incide, ci sono delle categorie. Si confronterà con atleti dello stesso peso, quindi ecco, è per peso. Tipo il pugilato oppure le altre cose. Esattamente, qualcosa del genere. Quindi lui magari, non essendo che è un po' basso, ha questa fortuna di avere muscoli più combatti. Niente si prende. Quindi... Niente prendono. Vabbè, dietro comunque... Sandro, dobbiamo essere sinceri, no? C'è chi è che vede uno come te e dici, questo si fa. Sì o no? Diciamo che dietro questo corpo c'è molta fortuna genetica, chiamiamola così. Cosa c'è dietro? Dietro c'è detto che ripudiano tutto quello che non è... Dietro la domanda per farlo dire. Dietro a tutto questo c'è tanta volontà, tante rinunce alimentari, dove la classica persona, il classico parente ti invita nelle feste, ci sono le feste e noi ci mangiamo ciò che ci tocca. Non ci mangiamo partecipa alla festa, però hai il tuo pranzo. Sì, non ci mangiamo il classico agnello pasquale, che è una prelibatezza della provincia, e noi, dove c'è il periodo di questa grande, prelibatezza, noi ci mangiamo il nostro merluzzo, petto di pollo che ci tocca. Ogni sport ha la sua... cambiate il microfono. Questo succede ovviamente quando c'è una fase pre-gara, ovviamente. Non si parla di essere maniacali tutto l'anno, perché noi Pasqua ce lo facciamo, il Natale lo facciamo, magari una settimana ci siamo fatti a mangiare per Natale, però poi c'è il problema, della fase pre-conte, significa che prima della gara, della competizione, ovviamente si deve fare una preparazione come tutti gli atleti. Io posso essere testimonial perché c'è mio figlio che ha iniziato Gaetano... a fare questo percorso in 3 mesi. Gaetano è messo lì da parte 15 kg. Gaetano, quando siamo andati? 3 mesi siamo andati a meno 15, ma non meno 15 così buttati dovunque, c'è meno 15 con la forma, magari si vergogna Gaetano, però la forma è venuta fuori. E poi devo testimoniare che anche l'alimentazione, no? C'è la precisione in quello che si mangia, si pesa, si controlla, l'orario, insomma questo è
Il vostro doping è questo, Diciamo, la buona, sana alimentazione. Il bello del nostro sport è la disciplina. Noi siamo degli Shaolin, chiamiamoci così, diciamo volgarmente, perché noi abbiamo delle leggi che dobbiamo rispettare, che porta anche ad avere tanto rispetto. Infatti questo sport, no, che è molto visto in maniera superficiale, perché è visto come del semplice narcisismo, esibizionismo e basta. Invece questo sport ti scolpisce, ti folgora a livello caratteriale e ti fa crescere molto prima del previsto. E poi le deviazioni ci sono dovunque, no? Abbiamo visto l'altro giorno che anche il ciclista l'hanno eliminato perché si dopava, o il corridore Allora, che dovunque. Cioè, Da agonista e da trainer posso dire che il doping, il discorso doping è un discorso molto particolare. Il discorso doping nell'agonismo esiste, c'è, e quando ci sono da fare dei controlli loro sanno cosa c'è là dentro, sanno cosa esporre, sanno cosa quando non c'è il controllo, appena c'è il controllo come ad esempio il discorso Armstrong, il grande ciclista. È impossibile che dopo tanti anni di controlli, dopo 20 anni di ciclismo, gli tolgono tutti questi titoli. C'è una foto, l'abbiamo trasmessa, già è pronta? Sì? Ecco qua, questo è... Vabbè, non si vede la testa, ma lo voglio dire, questo è Gaetano. Sì, questo è il nostro, è mio figlio Gaetano. Un nostro carissimo cliente, nonché grande amico. A sinistra si vede lui a gennaio. Sì, quando si presenta da noi. Quanti chili erano, Gaetano? 97,8 a sinistra. Dopo 3 mesi, l'altra foto sarà del 10-15 maggio, mi pare, insomma. Sì. Un 10 giorni fa, dove sono abbiamo... meno 15, dove abbiamo... meno 15. Un grandioso cambiamento. Dove? Vabbè, da domani vengo da voi, accogliete, prossimo, che dice? Facciamo un treno? No. Ah, tu lo... Bene, ti puoi riaccomodare, Sandro, perché siamo arrivati già al termine. Se non ti dispiace puoi rimanere così, puoi rimanere, senti freddo, no? Ti vuoi coprire? Che dici? Tanto un minuto e terminiamo, perché insomma, è stata una bella puntata, ve l'avevo detto, magari degli argomenti che potevano essere discordanti, ma poi all'ultimo abbiamo trovato quell'assonanza veramente importante. E nel salutarvi e nel salutare i nostri telespettatori, come al solito chiediamo ai nostri gentili ospiti di farlo con una frase, con un buon proposito, con un pensiero, insomma, perché noi qui a Target siamo sempre positivi e vediamo il bicchiere mezzo pieno, anche il sangue è sempre mezzo pieno, vogliamo essere propositivi, e quindi vi chiedo di farlo e di lanciare un appello, insomma un qualcosa che caratterizzi anche il vostro essere qui e per il quale vi abbiamo invitato. Grazie della presenza e della partecipazione a Febbo Gambacorta, personal trainer e atleta di fitness, nonché anche della palestra, si chiama Cultural Body, Body, di Favara. Il tuo saluto, Febbo? Innanzitutto la ringrazio, signor Moscato, per lo spazio e la possibilità di poter... Abbiamo voluto sfatare un mito, dai. Esattamente. Io il mio appello che posso fare è che invito i ragazzi di potersi approcciare più a questo tipo di sport, ed evitare di ripudiare lo sport in generale, e evitare di fare le serate, le cose varie. Lo sport innanzitutto per la salute più che altro, e dedicarsi a qualcosa, perché forma lo sport sano, esattamente signora, perché forma il carattere e forma anche l'uomo. Grazie a Sandro Cauchi e in bocca al lupo per il suo prossimo appuntamento agonistico. Grazie, la ringrazio soprattutto per l'onore di averci dato questa possibilità. Io lascio questa bellissima trasmissione dicendo di credere molto in se stessi, non mollare i propri sogni e far sì che così cambi la propria vita. Grazie a Pietro Asaro, direttore dell'ERAP, e alla sua formazione professionale. Grazie a voi per avermi consentito di essere qua per l'ennesima volta ospite. Cosa dire? Sperando che la mentalità delle nuove generazioni sia un po' diversa di quelle di prima, e che la formazione non sia sempre fine a se stessa, ma questo spesso valga anche per la scuola pubblica. Grazie a Filippo Di Francesco e mi raccomando, doniamo sangue. E io che posso dire? Il sangue, chi dona sangue dona vita. Vero.
Grazie a Lina Urso Gucciardino, il Centro Culturale Guttuso e tutti invitati alla Mimosa d'Oro. Tutti auspichiamo un cambiamento sociale. Affinché questo cambiamento sia vero, efficace, portiamolo avanti con il cuore, non con la mente e le parole. Grazie a Enzo Alessi, direttore artistico del premio Alessio Di Giovanna e per molti aspetti anche mio maestro. Scriveva Goya, il sonno della ragione produce mostri. Mi auguro tanto che la gente non dorma. Bene, grazie della vostra presenza e partecipazione, grazie al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti. Buona serata a tutti. Fermati.